È arrivata con un Alfa Duetto rosso, la stessa del laureato di Dustin Hoffman. Solo che lei, Angela Colmellere, maestra elementare, sindaco di Miane e deputato della Repubblica, ieri con uno splendido raso di seta color avorio ha vestito i panni della sposa. Lui, in quello che è stato subito soprannominato il completo salviniano blu con gilet grigio, è l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, che ieri, tra le colline del Prosecco senza al momento il bollino UNESCO, è stato lo sposo di quella che è subito stata indicata come la coppia trevigiana dell'anno. A benedire, certificare l'unione al momento civile, il governatore del Veneto Luca Zaia, che a Pontida è stato soprannominato per l'occasione Schumacher, considerata la velocità di spostamento dalla bergamasca alla Marca pur di essere puntuale con gli sposi. Una celebrazione davvero unica anche per l'immagine di un Zaia in fascia tricolore, che l'occhio indiscreto della telecamera di QDP News ha immortalato a dare qualche consiglio al neosposo, non si sa se inerente al matrimonio o magari ai prossimi interventi di sicurezza idraulica nella zona. Spigliata la sposa, anche se il sorriso un po' tirato tradiva un'emozione in crescendo tra candele accese, le dolci note della giovane orchestra, fino alle frasi di rito scandite dal governatore per l'occasione pubblico ufficiale di Stato civile. Sì, lo voglio. E lei, signora Colmellere Angela, intende di prendere per marito il qui presente signor Bottacin Giampaolo Enrico? Sì, lo voglio. Sarà che l'onorevole sposa giocava in casa, ma con tempo è stato l'ingegnere, con lo scambio degli anelli, ad accusare maggiormente i colpi dell'emozione. Applauso! E alla fine, come sempre, è stato il governatore a scandire i tempi di una festa proseguita nel brolo di Gigetto tra i fiori di zucca, risotto ai porcini e ovviamente torta a piani. È terminata a tarda notte, senza partenza per viaggio di nozze, ma al massimo fino a Roma, dove l'onorevole sposa è già attesa in settimana e che l'ingegnere sposo dovrebbe raggiungere per discutere di protezione civile, manco a dirlo al relativo ministero, coniugando, è il caso proprio di dirlo, amore di coppia con passione politica. E allora, viva gli sposi!